Il Turati si trova seconda in posizione a 18 punti, mentre il Romilton a 16 punti tenta il sorpasso. Il numero 10 Di Massimo ad impensierire la difesa avversaria e trova il primo calcio d'angolo della partita. Va proprio Di Massimo dalla bandierina e Iacomini, centrale per Sella, si porta il pallone sul destro, ancora Sella con il sinistro, scambia, ancora Sella, il palo di Sella, non riesce a superare il secondo. Di Massimo recupera il pallone, cerca di liberare il destro, appoggia vicino al compagno e il mancino, palla sulla traversa, si salva, perde il pallone ma lo riconquista un compagno di squadra sull'out di destra. Si tratta di Iacomini che adesso se ne va. Iacomini sta tu per tu col portiere, prova la conclusione, palla ribattuta, pallone che va sui piedi di Petrucci che salta due avversari, ancora lui in mezzo, gran gol al 10° minuto, trova il vantaggio il Romilton con Petrucci. La zona centrale del campo, serve il compagno che passa al numero 10, gol di Massimo Andrea, risultato che si porta sul 2-0. Va dentro forte e teso, rimpalla il pallone sul difensore in maglia nera che la butta nella propria porta, risultato di 2-1 per il Romilton al 3° minuto del secondo tempo. Rimessa laterale, va male con le mani per Sella, ora Dionisi, a tu per tu col portiere, Dionisi se la porta sul sinistro, salvataggio sulla linea, adesso Di Massimo, scarica per Franchetti che perde il pallone, lo recupera Cocomeri sulla destra, serve in mezzo il compagno, Pelosi con la suola, Pelosi non trova lo specchio della porta, la porta a portiere battuto, Di Massimo velocemente per Sella che scambia con il compagno, grandissima l'azione, segna Iacomini per il Turati, risultato sul 2-2. Riparte forte Di Massimo, va per vie centrali Di Massimo, serve ancora Iacomini che trova il gol del 3-2, vantaggio del Turati al 20° minuto. Campo scarica per Dionisi, riparte Sella veloce, ancora Sella, non c'è il portiere, Sella va veloce verso la porta, gol di Sella al 24° minuto, chiude la partita il Turati, 4-2 il risultato. Petrucci, ancora Dionisi, a zona sinistra, prova il sinistro, grande la risposta del portiere, arriva Petrucci al volo, la palla resta lì, ancora Dionisi, prova la conclusione. Triplice fischio, vince il Turati sul risultato di 4-2 e vola primo in classifica a 2 lunghezze dalla seconda in classifica il Two Work.